Buongiorno, buongiorno ragazzi, continuate a lamentarvi per questa mascherina. Provate a immaginare le persone che nella vita sono state più sfortunate e al posto di lamentarsi per la mascherina, magari come me, usi la carrozzina tutto il giorno per il resto della tua vita, o come tanti magari disabilità che nascono, quindi sono per tutta la vita con difficoltà. Non lamentatevi, siete felici che la vita è bella, rock and roll, io crossabili. Il sorriso del campione Mattia Catapan, classe 1990 di San Martino di Lupari, da 7 anni in carrozzina dopo un incidente durante una gara di enduro country. Mattia ha coronato nuovamente il suo sogno grazie alla mototerapia ideata da Alvaro Dal Farra e al suo progetto chiamato Crossabili, che sta donando emozioni a chi è costretto a vivere nei centri disabili di tutta Italia. Tradizione rispettata anche quest'anno, quella di portare i doni agli ospiti dei centri in tutto il Veneto e in questi giorni a Belluno, Mel e Agordo. Società Nuova, oggi è la giornata dedicata a loro, tutti i loro centri. Quest'anno non siamo riusciti ovviamente causa Covid a fare troppe attività, ma qualcosa abbiamo fatto e soprattutto per Natale non siamo riusciti a riunirci tutti. Quindi oggi grande tour in tutto Belluno, tutte le sedi di Società Nuova, più di 9, per portare gli auguri di Natale. Vediamo Babbo Natale, io lo salto! Siamo persone che non guardano sempre i primi ma gli ultimi, così la società vede agli occhi per vedere questi ragazzi. Io credo che non siano proprio gli ultimi, io credo che i sorrisi che abbiamo visto oggi, gli sguardi, ci riempiono di gioia, ci fanno fare le festività nel migliore dei modi. Babbo Natale! Papà, papà, papà! Babbo Natale! Papà, papà! Guarda, questo è tutto tuo, il tuo regalo. Grazie Alvaro, grazie Mattia, grazie a Babbo Natale, grazie di cuore di essere qui con noi anche quest'anno, in quest'anno un po' particolare, ma che finirà e inizierà sempre in compagnia di Alvaro e i suoi splendidi aiutanti. Grazie, ciao da Agordo!